Scoperta una truffa della Guardia di Finanza sul gasolio agricolo, 15 le misure cautelari emesse, c'è anche Agrigento coinvolta. Arresti a Sciacca e Ribera da parte dei carabinieri per spaccio di droga. Anche Lampedusa tra le rotte di una organizzazione che favoriva l'immigrazione clandestina. 15 gli egiziani fermati. L'ex senatore Papania coinvolto in un'operazione delle Fiamme Gialle a Trapani. Il governatore Schifani risponde al ministro Musumeci, pronto un secondo piano di interventi per l'emergenza idrica in Sicilia con oltre 130 interventi. Da sabato 19 a domenica 27 Aragona accoglierà l'Enrico e del Beato Giuseppe Puglisi, una settimana ricca di eventi, anche il comune gli intitolerà una strada. Inaugurato oggi il SEA Sicily, Salone della Nautica Balestrate. L'azienda che gestisce il servizio idrico AICA comunica che lo sportello per il ricevimento del pubblico si trasferirà nei nuovi locali sulla strada statale 189. La Fortitudo vince in casa contro il Capodorlando per 76-71. Le dichiarazioni del coach Quilici nel dopo partita. Buongiorno ai nostri telespettatori per l'edizione odierna del TV Notizie di oggi giovedì 17 ottobre. Gasolio agricolo e presunta truffa scoperta dalle Fiamme Gialle, 15 le misure cautelari in Sicilia e c'è anche Agrigento. Ce ne parla Margherita Trupiano. Anche Agrigento, oltre alle province di Catania, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, è interessata all'esecuzione di misure cautelari emesse dal GIP per la presunta truffa sull'acquisto di gasolio a tasso agevolato, un'operazione condotta da 45 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania con la collaborazione di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Gruppo Operativo Regionale Antifrode e dell'Ufficio dell'ADM del capoluogo etneo. Le Fiamme Gialle avrebbero accertato la presenza di un sodalizio che commercializzava su vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato ad uso agricolo, evadendo IVA ed accise. Il tutto è adesso al centro di un'inchiesta della Procura di Catania che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e reali e al sequestro di beni nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all'accertamento e al pagamento delle accise sui prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio. A Sciacca e Ribera, operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, 2 le persone arrestate, il servizio. In 2 distinte operazioni i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno sferrato un colpo allo spaccio di stupefacenti nel territorio. A Sciacca i militari della stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di Sciacca con precedenti di polizia. Durante una perquisizione veicolare e domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto un coltello, hashish, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi. L'uomo che ha posto resistenza ai militari è stato immediatamente messo agli arresti domiciliari. Nello specifico i militari operanti in corso Falzello nel procedere al controllo dell'auto condotta dal predetto hanno perquisito il veicolo rinvenendo un coltello a serramanico aperto e riposto nel vano anteriore della macchina. Durante l'operazione l'uomo dava in escandescenze opponendo resistenza ai carabinieri operanti che riuscivano comunque a riportarlo alla calma. La successiva perquisizione presso il domicilio dello stesso permetteva di rinvenire un involucro contenente sostanza del tipo hashish del peso di 30 grammi, un bilancino di precisione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, nel corso del quale il giudice
convalidava l'arresto e disponeva per l'uomo la misura degli arresti domiciliari. A Ribera i carabinieri della tenenza, impegnati in un servizio antidroga, hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni. L'uomo, sorpreso a cedere la droga a un acquirente, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina suddivise in varie dosi e una somma di denaro ritenuta preventivo dell'attività di spaccio. In particolare i militari in via Modigliani a Ribera, nei pressi di un supermercato, durante un servizio di osservazione, notavano uno sconosciuto che si avvicinava al suscitato marocchino consigliandogli denaro e ricevendo da quest'ultimo un piccolo involucro prelevato da un cespuglio posto nelle vicinanze. L'acquirente riusciva a dileguarsi, mentre il 29enne marocchino, incensurato irregolare nazionale, veniva bloccato. Celati nel suddetto cespuglio venivano rinvenuti 2 contenitori, uno di 10 dosi di eroina pari a 3 grammi e l'altro con 13 dosi di cocaina. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla procura di Sciacca, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida, nel corso del quale il GIP convalidava l'arresto e disponeva per l'uomo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Anche Lampedusa tra le rotte di un'organizzazione che ha fermato 15 egiziani che avrebbero favorito l'immigrazione clandestina. Qualcuno di loro avrebbe gestito anche sbarchi sulla costa di Lampedusa. Con questa ipotesi 10 cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo perché sospettati di fare parte di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti, in particolare dalla Libia verso l'Italia e altri paesi. I fermi emessi dalla DDA di Milano ed eseguiti dalla Polizia di Stato ipotizzano i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, altre a Civitavecchia, 5 sulle coste greche. Un ulteriore viaggio si è concluso con un'attività di soccorso. Le indagini della squadra mobile milanese dello SCO in collaborazione con Europol sono state avviate nel mese di luglio 2023 e avrebbero evidenziato la presenza di un gruppo milanese inserito in una più ampia rete criminale internazionale con ramificazioni in Egitto, Libia e altri paesi europei, che opererebbe su 2 fronti: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini di nazionalità egiziana e l'esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento. C'è pure l'ex senatore Nino Papania, coinvolto oggi nell'operazione della Guardia di Finanza nel Trapanese, eseguite 14 misure cautelari personali e sequestri di beni per circa 9 milioni di euro. La corrispondenza dai colleghi di Trapani. Ennesimo terremoto nel Trapanese. Stamane oltre 60 finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari personali emesse dai tribunali di Marsala e Trapani su richiesta della Procura europea sede Palermo e della Procura della Repubblica di Marsala. Gli arresti coinvolgono noti esponenti politici, alcuni dei quali con incarichi a livello comunale, regionale e in un caso anche nazionale. Le operazioni, che includono numerose perquisizioni nelle province di Trapani e di Palermo, si inseriscono in una indagine complessa che ha portato alla scoperta di una rete di illeciti legati alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, malversazione, ma anche riciclaggio. Al centro dell'inchiesta ancora lui, l'ex senatore della Repubblica, l'alcamese Nino Papania, ed ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ritenuto promotore di un sistema di frodi mirato ad ottenere finanziamenti pubblici, principalmente attraverso l'uso strumentale di enti come il CESIFOP.
e l'IRES per un ammontare complessivo di oltre 8,7 milioni di euro. Di questi circa 800.000 euro sono già stati percepiti e utilizzati per spese personali e attività politiche legate al movimento Via, valori, impegno, azione, dicevano. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di circa 1 milione di euro e di ulteriori 8 milioni di fondi pubblici, impedendo che venissero impiegati illecitamente. L'indagine ha così svelato come alcuni esponenti politici locali, tra cui consiglieri comunali di Marsala e Custonaci, avrebbero ottenuto o promesso posti di lavoro e promozioni per sé e i propri familiari in cambio del sostegno politico proprio al movimento Via. In tutto sono 24 i soggetti indagati, tra cui politici di Marsala, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, ma anche Erice. Ma scendiamo ancor più nel dettaglio. La formazione professionale vista come bancomat per i politici del movimento Via e la campagna acquisti in ottica elettorale. Al centro di tutto c'è sempre l'ex senatore Nino Papania, arrestato proprio qualche settimana addietro, mediante l'operazione denominata Irene. Le misure cautelari di oggi scaturirebbero da un'indagine partita 2 anni fa con il diretto coinvolgimento di politici del movimento Via. L'inchiesta ora si concentra sulla gestione di corsi di formazione finanziati con fondi pubblici e utilizzati secondo gli inquirenti per ottenere il consenso elettorale. In quell'indagine figuravano nomi quali Michele Maurizio Accardi, consigliere comunale di Marsala, Ignazio Chianetta, coordinatore comunale del Movimento Via, Angelo Rocca, coordinatore provinciale di Via ad Alcamo. Altri nomi comprendono Manfredi Vitello, vicepresidente del Cesifop, Rosa Maria Casano, madre di Chianetta, Pietro Gatto, Salvatore Montemario, Sara Accardi, Caloggerino, Forniciale, ex assessore di Montevago. I corsi di formazione, ancora una volta, avrebbero fatto da apristrada alle elezioni comunali, ma anche regionali. Sull'emergenza idrica in Sicilia, pronto il secondo piano con oltre 130 interventi. Questa è la risposta del governatore Schifani al question time che ha visto ieri protagonista il ministro Nello Musumeci della Protezione Civile. Sull'emergenza idrica in Sicilia, pronto il secondo piano con oltre 130 interventi. È stata questa la risposta immediata della Regione in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Protezione Civile e già governatore della Sicilia, Nello Musumeci, durante il question time della Camera dei Deputati. Palazzo Torrens infatti precisa che la Regione, tramite l'ufficio del commissario delegato all'emergenza idrica, ha già avviato da tempo la seconda fase del processo per affrontare la crisi idrica nella Regione. È stata già trasmessa al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile una proposta del secondo piano di interventi che include oltre 130 progetti elaborati in risposta alle richieste pervenute da ATI, gestori idrici e dai vari comuni della Sicilia. Oltre a 200 interventi di riparazione e acquisto di autobotti per i comuni per oltre 8 milioni di euro. Questo piano, continua la Regione, è attualmente oggetto di una stretta interlocuzione con gli uffici competenti della Protezione Civile romana e si sta tenendo conto delle varie osservazioni delle autorità nazionali e di quelle ricevute fino a poche ore fa dai comuni e dai vari gestori. Il processo di aggiornamento per garantire che gli interventi siano tempestivi ed efficaci nel rispondere alla grave siccità che affligge la Regione dopo le numerose riunioni con l'ATI e l'ultima delle quali si è svolta ieri, è stato ultimato ed è pronto per essere inviato definitivamente a Roma. La crisi idrica in Sicilia è il risultato, oltre che della grave siccità, di decenni di ritardi nella manutenzione delle infrastrutture, nella pianificazione strategica. Nonostante ciò,
l'attuale governo regionale ha intrapreso azioni concrete, anche grazie allo stanziamento di 20 milioni di euro approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di maggio per fronteggiare l'emergenza, ai quali si sono aggiunti 39 milioni del bilancio regionale e altri 40 ne sono previsti nel decreto legge delle variazioni di bilancio già approvato dalla Giunta regionale e trasmesso all'ARS per il completamento dell'iter legislativo. Si continua così a lavorare per ottenere ulteriori risorse necessarie al completamento degli interventi in linea con le priorità segnalate dalla cabina di regia e dal commissario delegato. Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal presidente della regione Renato Schifani in risposta al question time dell'onorevole Musumeci, ministro della Protezione Civile. E la regione ha affidato il servizio di tesoreria alla Unicredit. Affidato per la prima volta con un orizzonte stabile di 5 anni il servizio di tesoreria della regione siciliana. A vincere la gara pubblica bandita dal ragioniere generale Ignazio Tozzo è stato l'istituto bancario Unicredit SpA, che si è aggiudicato i servizi con un ribasso del 51%. Grazie allo sconto applicato alla commessa, la Regione risparmierà 400.000 euro all'anno e dunque 2 milioni di euro durante tutto l'arco della durata dell'appalto. Dopo un anno di transizione si realizza così il completo adeguamento delle attività di tesoreria agli standard fissati a livello nazionale. L'amministrazione regionale consolida il suo servizio rendendo ancora più veloci i pagamenti. La lavorazione del mandato di pagamento verrà realizzata direttamente dagli uffici di ragioneria con rapporto diretto con l'istituto tesoriere. Viene inoltre eliminato il tempo tecnico di alcuni giorni intercorrenti tra l'emissione del mandato, la sua lavorazione e conseguente accredito delle somme. L'affidamento degli uffici, ha commentato l'assessore all'economia Alessandro Dagnino, risponde alle indicazioni di una regione che persegue sempre l'economicità, l'efficienza, che si assume le responsabilità di concludere la fase più economica ed efficiente della liquidazione ai creditori delle somme, un passo in avanti che testimonia l'impegno del governo Schifani e degli uffici per il rafforzamento economico delle casse regionali e il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese. Da sabato 19 ottobre a domenica 27 la comunità di Aragona accoglierà il reliquario del beato Giuseppe Puglisi, primo sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre 93. Ne abbiamo parlato con Don Angelo Chillura. Da sabato 19 ottobre a domenica 27 ottobre la comunità di Aragona accoglierà il reliquario del beato Giuseppe Puglisi, il primo sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, a distanza di pochi mesi dal grido del Papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento. Proclamato beato da Papa Benedetto XVI durante la celebrazione eucaristica a Palermo il 23 maggio del 2013. Il reliquario custodisce un frammento della costola di Don Pino Puglisi che proviene dalla diocesi di Palermo. Sul tema la sapienza del sorriso e il coraggio della speranza, padre Pino Puglisi è stato predisposto un ricco programma di appuntamenti culturali, testimonianze e momenti celebrativi, tra i vari eventi anche l'intitolazione di una strada da parte dell'amministrazione comunale. Sulla festa abbiamo sentito Don Angelo Chillura. Da sabato 19 ottobre a domenica 27 la comunità di Aragona accoglierà la reliquia del beato Giuseppe Puglisi. È un'attenzione che ha avuto l'arcivescovo di Palermo, Monsignore Lorefice. Tutti i sacerdoti hanno promosso questa iniziativa e durante la settimana ci saranno tante attività, tanti incontri, momenti di riflessione per conoscere la figura, la testimonianza eroica dei padri Puglisi, ma anche altri momenti per conoscere la realtà del territorio, quindi la mafia, qual è il giudizio della Chiesa sulla mafia, e poi ci sarà la testimonianza
del presidente del Centro Padre Nostro Artale. Ecco, momenti di crescita. La scuola, tutti i ragazzi della scuola si stanno organizzando mediante il lavoro degli insegnanti per conoscere la figura di Padre Puglisi, e questo è anche merito della grande sensibilità della preside. Ma un aspetto importante è la scelta fatta dal sindaco Pentolino, dagli assessori e da tutta l'amministrazione comunale di dedicare una via importante di Aragona a Padre Puglisi, e questo avverrà domenica 27 ottobre alle ore 17. Sarà presente l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, sarà presente il prefetto e le altre autorità, e poi la giornata si concluderà, e tutta la settimana si concluderà, con la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre. Il Medicane in arrivo anche sulla Sicilia. Tra i possibili danni ed esultanza per l'arrivo dell'acqua è necessario avviare subito la polizia dei tombini della città. Ce ne parla Margherita Trupiano. È alta l'attenzione anche in Sicilia a causa del possibile arrivo del Medi, che è in una sorta di uragano del Mediterraneo che nel suo significato unisce le due parole di Mediterranean and Hurricane, uragano del Mediterraneo. Per i meteorologi sono più sinteticamente cicloni tropicali mediterranei, e dunque il Medicane potrebbe colpire la Sicilia a partire da domani con forti venti di burrasca marina, oltre che piogge torrenziali, ma il rischio, data la violenza delle precipitazioni e di alluvioni, è conseguenti a gravissimi disagi per le zone colpite. I cicloni mediterranei, ricordiamo, si formano quando masse di aria fredda incontrano l'aria calda presente sopra il mare in una zona di bassa pressione, e lo scontro tra le masse a diverse temperature generano il detto occhio del ciclone. E di fatto le previsioni del tempo anche su Agrigento non nascondono che le piogge possano venire giù in maniera copiosa e anche per diversi giorni, e se l'idea della pioggia, data la perdurante e devastante siccità, è accolta con gioia dai siciliani, è anche opportuno che le amministrazioni, in vista della stagione invernale che arriva, curino tutti gli accorgimenti affinché l'acqua possa venire raccolta e non crei danni, intanto a partire da un'accurata pulizia dei tombini, spesso occlusi da sporcizia di varia natura. Ha aperto oggi i battenti Sea Sicily, il Salone della Nautica a Balestrate, in provincia di Palermo, il servizio dei colleghi di Palermo. Sì, proprio per questo abbiamo voluto organizzare questo momento importante. Vedo tanta gente, tanti appassionati di nautica, il distretto produttivo della nautica. Vedo che è un mondo che va crescendo, e noi abbiamo supportato e sostenuto attraverso queste manifestazioni, queste fiere, che diventano poi il luogo dove si instaurano importanti relazioni commerciali tra le aziende, dove si crea aggregazione, dove si crea intrattenimento, dove si crea anche attraverso questi momenti PIL e ricchezza, perché le aziende crescono e rafforzano il sistema di competitività. Riguarda il turismo nautico in Sicilia, registriamo dei numeri positivi in valore assoluto sia sul numero di imprese che il numero di addetti. Ciò che certamente segnaliamo e abbiamo segnalato anche in anni passati è che questi segnali positivi devono essere certamente incanalati attraverso una programmazione complessiva del settore, e per ciò che riguarda il turismo nautico, quindi anche con interventi legislativi, e apprezziamo molto quello che è stato fatto anche con l'inserimento nell'ultimo disegno di legge approvato in giunta regionale e di prossima lettura in assemblea regionale sulla riorganizzazione del turismo e quindi anche del turismo nautico, ma anche e soprattutto quello che riguarda la riorganizzazione attraverso una programmazione della portualità turistica. Un insieme di misure che certamente possono incanalare questi segnali positivi del settore. A Trappitello, frazione di Taormina, sciopero nel cantiere del raddoppio ferroviario. I sindacati incontrano i vertici dell'azienda. Abbiamo sentito i rappresentanti sindacali della UIL e della CISL, il servizio dei colleghi di Messina. Abbiamo avuto un incontro con l'azienda dove ci hanno detto che pagheranno le mancanze che ci sono state in busta paga con un bonifico subito ai lavoratori, e gli abbiamo parlato di premio di produttività da iniziare da subito,
un confronto per discutere sul premio di produttività per i lavoratori con dei parametri condivisi tutti insieme, di riconoscere ciò che già è previsto dal contratto collettivo nazionale, il 46% su galleria per l'avanzamento, il 26% per chi lavora in galleria e il 18% deve essere riconosciuto a tutti quei lavoratori che sono fuori dalla galleria ma che lavorano per portare materiale all'interno della galleria. Quindi tutti i lavoratori devono avere riconosciuto questo 18% perché sono tutte persone che lavorano per la galleria. Chi fornisce conci con l'escavatore in galleria, chi porta il cemento, quello deve essere riconosciuto anche per il moviere, per tutte le persone. Noi abbiamo detto questo qua, di riconoscere queste cose e abbiamo stabilito subito una data che avevano chiesto innanzitutto una richiesta di incontro per discutere queste cose, io ho detto no, non va bene questa cosa. Stabiliamo subito la data oggi, adesso, perché siamo tutti responsabili e possiamo decidere e abbiamo deciso che il giorno 23 ci siederemo a tavolo per discutere questi premi di produttività e su questi elementi contrattuali. Per quei lavoratori che hanno segnalato queste criticità provvederanno nel più breve tempo possibile a sistemare la situazione. Oltre al discorso delle buste paga di settembre, i lavoratori chiedono all'azienda dei premi di produzione, dei riscontri economici legati appunto a dei premi che andremo a discutere con l'azienda, inizieremo a discutere con l'azienda giorno 23, mercoledì prossimo. Ci siederemo al tavolo e capiremo dove possiamo andare a lavorare per garantire ai lavoratori un'entrata in più che fa sempre comodo. E l'AICA, l'azienda che servisce il servizio idrico in città, informa l'utenza che a partire dal prossimo 28 ottobre lo sportello di ricevimento del pubblico, attualmente situato in zona Asia ad Aragona, sarà trasferito presso la sede AICA di Agrigento, ubicata lungo la ex strada statale 189 della Valle del Platari. Questo trasferimento, scrive AICA, è finalizzato a migliorare la qualità del servizio, a garantire un'accessibilità più agevole per tutti i cittadini. La nuova sede è facilmente raggiungibile, offre locali più ampi e accoglienti che permetteranno una fruizione del servizio più comoda e confortevole. Giusy Lauricella, giovane scrittrice agrigentina, presenta i suoi ultimi 2 libri. L'intervista di Davide Sardo. La giovane scrittrice agrigentina Giusy Lauricella ha scritto 2 libri. L'ultimo si intitola Filofobia poetica e ipersensibilità. Cosa racconta questo tuo scritto? All'interno del mio secondo libro, la mia seconda raccolta poetica, parlo della filofobia in chiave poetica, anche se vi è uno sfondo psicologico, che rappresenta praticamente la paura di amare. La paura di amare che si può ricongiungere all'ipersensibilità, in quanto l'ipersensibilità alla base abbraccia una fragilità emotiva, una sensibilità spiccata che si può ricondurre appunto alla paura d'amare. La paura d'amare che in realtà non è collegata tanto alla paura stessa dell'amore, ma più che altro alla paura, alla sensazione intrinseca dell'abbandono, abbandono non riferito soltanto alla paura di perdere l'amato, ma alla paura di perdere se stessi. Il tuo libro di esordio si intitola invece Vorrei dirmi che mi amo. Sì. Cosa racconta questo libro? Il mio primo libro è appunto un'indagine interiore con la quale io inizio a indagare sulla mia interiorità partendo dalle relazioni, quindi dall'amore empatico, possibilmente verso l'altro. Attraverso l'amore empatico è possibile riconoscersi nell'altro e quindi ritrovare parti proprie, nascoste molto spesso, quelle più fragili, quelle più delicate, molto spesso emarginate, che vengono alla luce attraverso l'altro. Come nasce in te la passione per la scrittura? Allora, la mia passione per la scrittura nasce all'età di 6 anni e mezzo e nasce perché ovviamente fin da piccola
sono introversa, quindi questa introversione mi porta ad esprimermi in qualche modo dal punto di vista della scrittura, poiché le parole molto spesso non riescono a manifestare ciò che dentro si ha, specialmente quando non si ha quella tendenza naturale magari ad approcciarsi all'altro in maniera estremamente disinvolta. Quindi la scrittura aiuta e arriva in profondità, e questa è una cosa bellissima, perché allo stesso tempo è terapeutica, quindi ti consente di fare un percorso vero e proprio che scava dentro di te e arriva oltre, dove tu non pensi che qualsiasi essere umano possa arrivare realmente. Linea alla regia per la pubblicità. Oltre 500 studenti al Welcome Day della Università di Messina. Sentiamo in merito la rettrice dell'università, Giovanna Spatari, intervistata dai colleghi di Messina. Oltre 500 ragazzi e ragazze hanno affollato il cortile del rettorato in occasione del Welcome Day di Unime, dedicato alle matricole, alla socializzazione e alla scoperta dei servizi offerti dall'Università Peloritana. A conclusione degli interventi, il coro d'Ateneo, diretto dai maestri Umberto e Giulio Arena, ha eseguito alcuni brani musicali sul palco. Le matricole hanno potuto visitare i gazebo informativi per scoprire tutte le opportunità offerti dall'Università di Messina. Oggi è un giorno di festa per il nostro Ateneo, l'Università ha aperto la porta alle matricole che sono il futuro della nostra università e anche il presente. È un'iniziativa importante per la quale io ringrazio per l'impegno profuso la professoressa Ingratoci e il dottore Nuccio, che è il dirigente dei servizi didattici, e tutto il suo staff che hanno lavorato affinché potesse realizzarsi tutto questo. Ricordo che ancora fino al 31 dicembre sono aperte le immatricolazioni e che sono stati anche riaperti i termini per alcuni corsi di laurea a numero programmato a livello locale. Passiamo ora allo sport. La Fortitudo vince in casa contro il Capodorlando per 76-71. Abbiamo sentito il coach Daniele Quilici nel post partita. No, sicuramente è stata, rispetto all'ultima prestazione casalinga, una partita migliore da parte di tutti. Quello che ho detto ai ragazzi è stato che indipendentemente dal minutaggio, la cosa importante è che tutti hanno fatto anche una bischerata, ma poi subito dopo una cosa positiva. E questo deve essere con un buon atteggiamento, mostrando un atteggiamento un po' sbarazzino, a volte anche un po' troppo oltre, però l'idea deve essere questa, perché siamo un gruppo che sicuramente ha un'età media decisamente bassa, con non tantissima esperienza di questo livello, sia di competizione che di minutaggio. Quindi oggi è stato l'aspetto più positivo, e poi soprattutto nei momenti in cui l'attacco non ha funzionato, che voglio dire anche merito di Capodorlando, che è una squadra che veniva da un ottimo momento, è una squadra fisica che non ha vinto 4 partite per caso in fila. Siamo stati bravi a chiudere dietro, anche nei momenti in cui sembrava che l'inerzia potesse scappare dall'altra parte, una giocata in difesa che ci ha aperto magari un canestro dall'altra parte, ha alleggerito, diciamo, il peso dei nostri possessi offensivi. Quindi ce la teniamo in questo ritmo frenetico di partite, non c'è tanto tempo per lavorare, quindi resettare soprattutto a livello di non montarsi la testa perché abbiamo vinto 2 partite combattute, tirate, ma capire che questo è il percorso da tenere, questa è l'idea che deve essere di questa squadra. Il bel gioco speriamo possa arrivare presto, l'atteggiamento difensivo che era mancato comunque a Lumezzane e in casa con Desio mi sembra che si sia perlomeno compreso, poi che non siamo sempre riusciti a essere sul pezzo, diciamo, perché comunque abbiamo fatto diversi errori che ci potevano costare la partita, ma siamo stati bravi a rimediarli, o nella metà campo offensivo o in quella difensiva. Si affinano i meccanismi, l'affiatamento tra la squadra, è un roster giovane, un roster anche nuovo, molti dei quali non hanno mai giocato insieme, però già ci sono alcune certezze e lei le ha già trovate. Non sto certo di dirlo io, ma
Piccone, Niccoli, sicuramente cominciano a dare delle garanzie e poi viene fuori anche Peterson. Ora, però senza parlare dei singoli, questa comunque è una squadra che può dare già comincia ad avere la sua personalità. Beh, per come la vedo io sì, indubbiamente, è una squadra che sta dimostrando di avere una personalità, un atteggiamento. I singoli non esistono perché se la squadra non gioca così, Piccone non può stare in campo 35 minuti e se Piccone stesso non gioca così non può stare in campo 35 minuti, così come Albano, così come Nicolas, così come oggi Dennis o Robert, che è stato fondamentale nel finale e ha giocato 10 minuti, però con l'atteggiamento, la faccia giusta, e quindi esiste la squadra, non esiste l'individuo su questo, perché comunque sono i compagni che ti mettono anche nelle condizioni sia di far canestro che di aiutarti eventualmente quando commetti un errore. Qual è l'aspetto che più ti ha soddisfatto di questa partita? Beh, l'aspetto è proprio quello che ho detto, l'atteggiamento. Cioè, oggi abbiamo avuto un atteggiamento nelle cose positive e nelle cose negative molto buono. Dobbiamo essere secondo me un pochino più bravi perché all'inizio della partita, quando sembrava che si potesse scappare, eravamo arrivati a +8, in realtà senza nulla togliere a Capodorlando, ma ce la siamo un po' complicata noi la vita da soli, smettendo di attaccare l'area e avendo un po' meno di consistenza difensiva, anche in parte scoraggiata dal metro arbitrale che a un certo punto ha permesso a Capodorlando giustamente di provare a recuperare spendendo più i corpi. Quindi lì abbiamo fatto un passettino indietro, probabilmente per come era cominciata la partita potevamo mantenere un distacco un po' maggiore, dato che poi Capodorlando è rientrata, ha messo anche il naso avanti, ha avuto un tiro per andare avanti di 6, però insomma alla fine, lo dissi alla prima intervista, è meglio avere fortuna che talento, ti gira bene anche comunque perché fai le cose con l'atteggiamento giusto. Ho visto i ragazzi che punti nell'orgoglio hanno dato una reazione proprio potente. Alla fine poteva essere una partita difficile da conquistare, invece i ragazzi hanno tirato fuori energie nascoste. Nascoste no, le devono tirare fuori. Queste sono tutte così le partite, cioè bisogna abituarsi a capire che è vero che noi siamo retrocessi dall'A2, ma non abbiamo fatto una squadra che ammazza il campionato, che si deve guadagnare il pane ogni giorno in allenamento e ogni giorno nella partita, che tutte le partite saranno così, partite facili, basta guardare i risultati di oggi, non ce n'è per nessuno in entrambi i gironi, perché quelle che erano andate per strafavorite stanno inciampando e quelle che erano andate per derelitte stanno vincendo partite che a regola non avrebbero dovuto vincere guardando la carta. Quindi il senso è disabituarsi un attimo, secondo me, a pensare che noi siamo la Fortitudo e quindi si deve vincere perché siamo la Fortitudo, pensare con umiltà che queste partite sono così tutte e che qualche volta in un campionato con questi ritmi ci sta anche di incappare in una brutta giornata, la cosa importante è spezzarla lì e riattaccare la spina per quella successiva. Le posso leggere un trafiletto che mi è arrivato in questo momento. I giovani della Fortitudo prendono sempre più consapevolezza delle proprie qualità e la squadra acquista più certezze. Certo, se siamo una squadra dove 7 giocatori sono under 23, sono under 24 perché c'è Robert che ha 24 anni, una squadra così, con tanti giocatori della prima esperienza, di questo minutaggio, di questo livello, è chiaro che ogni partita guadagnino qualcosa. Il percorso è facile migliorare da 4, 5 a 6, 7. La parte difficile è poi una volta arrivata alla sufficienza confermarla e magari riuscire a fare un passettino in avanti. Quindi faccio il pompiere, stiamo sereni che domenica si va a fare una guerra a San Vendemmiano perché sarà una partita durissima e poi quelle altre che rimangono facili non saranno. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.